È stato freddato a colpi di fucile calibro 12 caricato a pallettoni intorno alle 7 di stamani a Cutro. Carmine Bonifazio, 42 anni, incensurato, titolare insieme ai fratelli di un'impresa specializzata nella commercializzazione di cereali e mangimi con sede nel paese della provincia di Crotone. L'uomo era appena uscito di casa ed era salito a bordo della sua autovettura in via Falcone, quando è stato raggiunto da 2 colpi di fucile al volto e al collo. Ad accorgersi della tragedia è stata la moglie della vittima, che ha avvisato i carabinieri. Era vasta e fiorente l'attività di spaccio di droga scoperta dai carabinieri tra Rende e Montalto Ufugo. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, oltre 70 militari sono stati impegnati nell'esecuzione di provvedimenti cautelari nei confronti di 12 persone, 8 in carcere e 4 agli arresti domiciliari. I quantitativi di marijuana, hashish e cocaina erano in grado di rifornire per un notevole lasso di tempo, ben 6 mesi, le richieste di stupefacenti di moltissimi clienti, anche provenienti da Corigliano e Castrovillari. Una discarica abusiva per rifiuti pericolosi di 6.000 metri quadrati è stata sequestrata a Cassano Ionio dalla Guardia di Finanza di Sibari. All'interno dell'area, individuata nell'ambito delle attività di controllo del territorio e sottoposta a sequestro, sono state trovate centinaia di lastre di Eternit contenenti fibre di amianto abbandonate e in cattivo stato di conservazione. La presidente della provincia di Catanzaro ha convocato oggi una conferenza stampa per rispondere alle numerose segnalazioni e richieste di intervento che sono arrivate dal territorio in merito alla sistemazione dei corsi d'acqua e alla difesa del territorio dal dissesto idrogeologico. Vanda Ferro ha voluto fare un excursus degli interventi fatti dal 2006 ad oggi, chiedendo al governo regionale un tavolo di concertazione per rivedere l'accordo del 2006 che prevede il passaggio di responsabilità civili e penali sui fiumi e sui torrenti.